Benvenuta Nicola. Adesso tu diciamo dovremmo essere quasi addirittura pronti da un punto di vista tecnico, che è una cosa che non succede quasi mai qui al salotto. Io ho raccolto delle notizie nel frattempo sulla nostra ospite, so che è una girovaga perché se non sbaglio diciamo tu parti dal Lago Maggiore, poi adesso ti sei ubicata diciamo dalle parti di Pisa, non per farci i fatti tuoi ma per dare anche un po' il profilo diciamo questa testa, che credo che addirittura hai soggiornato per un periodo a Londra. Sì, vero, quasi 3 anni, sì. Quasi 3 anni, poi adesso andrai in America, è una girovaga, Sono una nomade. Sei una nomade, però questa sera ci porti forse delle canzoni anche in italiano, perché sta per uscire questo tuo lavoro. Sì, provo a farne una, se c'è tempo ne faccio una in italiano, una tratta dall'ultimo album che si chiama Canzoni per Vivienne. Vivienne, non lo dice chi è? Vivienne Westwood, perché sei stato anche un po' stilista, io non lo so. No, però è la moglie, diciamo, è stata la moglie, diciamo, di una relazione un po' travagliata. Io con un grande, dovresti dirlo tu, con un grande poeta del, diciamo, a cavallo del Novecento, che è Eliot, T.S. Eliot. Esatto. Una cosa importante. Pensavo più a una tua ex fidanzata. Ma... magari, però mi sa che era un po' problematica. Io, per carità, da quel punto di vista ho un ottimo, come dire, pedigree, quindi ma non sono un poeta e quindi la cosa per il momento diciamo mi ha salvato. Allora, scusa per questa presentazione così un po' alla Brancaleone che ti abbiamo fatto, però tu ci fai entrare in un mondo invece un po' English, se non sbaglio, adesso, col primo brano. Come si intitola? Perché tanto abbiamo il newyorkese qui che mi traduce tutto. Allora, il brano che vi faccio adesso si chiama Queenstown Lane. Queenstown Lane. È il nome di una via. No, è che un lane, ladies and gentlemen, Nicole Stella qui al salotto. Lonely eyes and lonely hearts, the cold is sad but hard to get. There's a piano player and a gypsy bar, and a pint of beer and a hung guitar. The light is dim and the voice is feeble. She reads her book and she avoids the eyes of gamblers looking through their funny faces. The music within her but stays so far. No matter how hard you try, world needs no void, no deep sound. It's hard to say and hard to think, and all you have are shattered dreams. No path is wrong.
Nicole Stella, capitata questa sera qui a Torino, abbiamo avuto il piacere di riuscire, diciamo, a incrociarti per un attimo, però dicevi appunto adesso stai a Pisa e hai in mente quest'estate di fare come dire, una tournée, un viaggio con la chitarra in America. Sì, verso maggio dovrei andare, ho già insomma qualche data confermata, in realtà ci sono stata già l'anno scorso, quindi è un ritorno. Sei già di casa, diciamo. Sono già di casa, diciamo. Sei già di casa. Ho capito. E lì, diciamo, è un posto dei balocchi, diciamo, perché è la musica che in qualche modo ti ha ispirato. Sì, esatto, sì, più che altro appunto facendo un genere di musica che piace molto al pubblico americano ho trovato anche un buon riscontro e ho visto che soprattutto sono molto aperti alla musica inedita, per esempio, molto più che in Italia, se si può possiamo dire. Guarda, non si arrabbia nessuno, lo possiamo dire, ci mancherebbe molto più che in Italia, anzi noi se posso spezzare una lancia siamo qua apposta, diciamo, per cercare di farla sentire di più. Allora senti, il prossimo brano immagino che sia una cover a questo punto. No, era una battuta, no, non è una cover, penso tu, adesso qua mi capiscono questi maledetti mattacchioni, perché quando sto al bar dietro al bancone con Ivan prendo veramente delle brutte pieghe. No, volevo dire, è un tuo brano e a che cosa si è ispirato? Questo brano qui si ispira un po' alla voglia di godersi il silenzio. Si chiama Something to Say e l'ispirazione arriva dalla tendenza che si trova sui social a voler dire sempre, insomma, la propria opinione su tutto, anche quando non è necessario. Ecco, lo diciamo perché adesso stiamo andando sui social. Ecco, esatto, quindi mi raccomando. Ecco, se volete esprimere la vostra opinione, mi raccomando, non fatelo, vedete voi, anche se volete dire questa cosa qua, però esatto, tu dici a volte sui social si è un po', se posso così parafrasare, prolissi, si dicono troppe cose. E quindi paradossalmente tu lo esprimi dicendo something to say, qualcosa da dire. Esatto. Sarebbe punto interrogativo, aggiungo, no? No, sì, no, ci può stare il punto interrogativo, in effetti, sì, punto interrogativo. Scusa, ho fatto un po' un pastrocchio. Comunque questa è Nicole Stella qui al salotto, Something to Say. What you are, what you dream is what you'll be, or so you hope, so you think, ain't that true? All the time you've been around and you have looked right through this glass. Have you ever wondered, is this real? You bring your gun, you bring your soul, you bring your life for a chance, for a big through this cage.
Grazie. Questo era Something to Say e così per dare anche un contributo tecnico, questo è un brano che hai eseguito, diciamo, oltre che con la chitarra anche con la Stomp Box. Esatto. Vogliamo presentare la Stomp Box ai Sì. profani? Che cos'è? Una tavoletta di cioccolato? È praticamente una scatola di legno, un'invenzione bellissima che consente praticamente di fare una specie di percussione col piede. Tenere il tempo, diciamo, Tenere il battere- tempo, esatto. e farlo sentire, diciamo. Esatto. Ecco, però avvertiamo che bisogna esercitarsi un minimo, perché Sì. non è che bambini che va da soli, bisogna farlo col piede proprio. E poi c'è anche molto spesso l'inconveniente, insomma, è un po' scivolosa questa box. Dopo un po' va via, certo. Esatto, quindi rischi di bisogna suonare un po' corrergli dietro. Ci sono, diciamo, delle cose da tenere presente, però è utile anche perché, diciamo, questo è il tuo set quando vai in giro da sola, chitarra, voce e Stomp Box, oppure se capita batti, diciamo, direttamente il piede per terra sul palco. Sì. Dovrebbe proprio essere questa qua la cosa. Allora abbiamo detto che andrai in tournée in America, però adesso stai a Pisa. Volevamo chiederti, a Pisa locali dove suonare, situazioni, c'è qualcosa, ci puoi consigliare? Beh, Pisa è molto piccola come città, soprattutto insomma, rispetto a Torino. La scena musicale è molto più piccola, quindi sì, c'è qualche locale, però non tantissimi, ecco. Non ce n'è uno che ci vuoi dire così in particolare, no, perché noi una volta volevamo fare pubblicità e non ci riusciamo. Vabbè, No, ce ne vabbè. sono pochi, molto pochi. Ce ne sono pochi, magari dici potrei dirti la casa del tipo, però effettivamente diventa troppo Diventa invasiva un po'. come cosa. Quindi è una cosa più privata, diciamo, il Giro di Pisa. Vabbè. Senti, allora invece il prossimo brano è un brano in italiano, no? Sì, dai, vi faccio quello in italiano. Sì. È un brano in italiano, abbiamo detto dedicato a una, a sua volta anche artista. Sì, lei era una scrittrice a sua volta, però non è mai riuscita, diciamo, ad emergere come scrittrice, anche perché giustamente, insomma, la grandezza intellettuale di suo marito, insomma, avrebbe messo in ombra un po' chiunque. Però sì, lei Stiamo era- parlando di era- Vivienne Highwood, che era la moglie, che poi si sono separati, però, Sì. di T.S. Eliot. Eliot, esatto. Eliot. Adesso tu come ti sei appassionata a questa storia? Diciamo, in c'è realtà Galeotto. grazie ad un'altra persona, grazie a Massimo Ceravolo, che è un chitarrista e traduttore di Genova, che è un mio amico, e mi ha raccontato questa storia, quindi abbiamo deciso un po' insieme di lavorare ad un progetto un po' multidisciplinare, quindi oltre alle canzoni ci dovrebbe essere anche un reading in cui ci alterniamo, insomma leggiamo delle letture e si fanno un po' le canzoni dell'album. Ecco, tu diciamo che brano ci fai ascoltare adesso? L'ultimo, che si intitola La bugia, ed è un po' appunto il brano di chiusura, quindi un po' il riassunto delle puntate precedenti. Benissimo, benissimo. Il discorso non segue la parola del vento e mi sento un soldato che trema nel vento. Se non è stato facile smettere di credere, non sarà difficile cominciare a dissolvere. Non buttate i miei scritti, non tacete la voce che parlava nel tempo, che spartiva la croce, malattia incompresa come la bugia che si dice allo specchio quando il sogno va via.
mia complessità, che chiamate stranezza, che chiamate pazzia. La mia mano si muove tra catene e poesie. Grazie. Nicole Stella, questo era un estratto, appunto, una canzone per Vivienne, che è il tuo ultimo lavoro che stai appunto presentando, e si può andare quindi sulla tua pagina Facebook, che tra l'altro uno Sì. va sulla pagina Facebook, cominci subito a cantare lì, se non sbaglio. Sì. Hai messo una cosa piena di effetti speciali, dove potete seguire quindi anche tutte quante le uscite di questo tuo lavoro, che probabilmente avrà anche diciamo poi una parentesi teatrale, almeno con il reading, speriamo. Sì, Allora, esatto. senti, abbiamo ascoltato prima dei pezzi in inglese, con che brano ci saluti questa sera? Che cosa... Faccio un altro inedito. Un altro inedito, Un altro attenzione. inedito, sì, si può. Cioè, questo anzi, il paradiso degli inediti. Paradiso degli inediti. Inedit Paradise. Dedicato ad un'altra poetessa un po' più conosciuta, cioè Sylvia Plath. E il brano A te piacciono queste poetesse? mi piace, sì. Un brano, diciamo, dedicato a un'altra poetessa che al momento non ha, diciamo, tutta quanta questa, il fatto che poi magari diventerà uno spettacolo e quant'altro, è un episodio soltanto. Sì, questo è un episodio, è tratto episodio. dal mio primo album, quindi era proprio una canzone spot, diciamo. E si intitola Miss Drake. Miss Lake, Nicole Stella. What's the game to play? Miss Drake waiting for her man. She's screaming, she's crying, she's up in thinking, why can't I be free? What's the dream to lose? Miss Drake waiting for sunrise. She's screaming, she's crying, she's up in thinking, why can't I be alone? What's the truth to hide? Miss Drake waiting for sunrise. She's lying, she's crying, she's up in thinking, why can't I touch the sky? What's the train to catch? Miss Drake waiting for her friends. She's lying, she's crying, she's up in thinking, oh, I am so alone. What a nice surprise, lots of birds and butterflies spinning like my head in a morning paradise. What's the dice to shoot? Me still waiting for the truth. She's playing, she's crying, she's up in thinking, oh, I am so alone. Grazie. Grazie a Nicole Stella, grazie e in bocca al lupo chiaramente per tutto. Speriamo di ritrovarti poi a Torino presto, magari dopo che sei stato in America con Va bene, qualche grazie. altro racconto. Grazie ancora Grazie a voi. Grazie a Nicole. tutti. Ciao, Allora,